code oltre i 2 chilometri lungo il Ponte della Libertà fino a Piazzale Roma, parcheggi esauriti anche per gli abbonati bloccati nel serpentone di auto. Sul monito dell'UNESCO interviene l'Associazione degli albergatori veneziani con le proposte per la gestione dei flussi turistici, partendo dal rendere ZTL l'intero Piazzale Roma. La salvezza di Venezia passa attraverso la regolamentazione del lavoro e degli alloggi per i suoi lavoratori, così la CGIL che rilancia con nuovi suggerimenti in appoggio all'allarme dell'UNESCO. Da oggi stop al reddito di cittadinanza per 3.000 veneti sui complessivi 40.000 percettori, a comunicarglielo l'INPS con un SMS. Si tratta dei cosiddetti occupabili tra i 18 e i 59 anni. Colti sul fatto mentre rubavano all'interno di un appartamento di via Spalti a Mestre, 2 ladri di nazionalità georgiana arrestati dai poliziotti delle volanti della Questura di Venezia. A Caorle nei giorni scorsi si è discusso di progetti realizzati e obiettivi da raggiungere per rimettere la pesca al centro dell'economia veneziana, a partire dalla salvaguardia dell'area protetta cittadina. È stato ritrovato a Favaro, chiuso dentro una gabbietta e consegnato ai carabinieri di Mestre. Il piccolo macaco rapito ieri nel Vicentino è già tornato tra le braccia della mamma Cartigliano. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli li avete sentiti: UNESCO ingenerosa, di turismo vive l'intera città, ecco le proposte di noi albergatori per regolamentare i flussi turistici, così il direttore degli albergatori di Venezia risponde al monito sui rischi della città di finire nella lista nera del patrimonio mondiale in pericolo. Con la complicità del cielo imbronciato, i turisti si sono riversati in massa su Venezia, bloccando in mattinata addirittura il Ponte della Libertà, dove si è formato un serpentone di auto lungo oltre 2 chilometri, diretto verso Piazzale Roma. Tutti incolonnati in cerca di un parcheggio miraggio, è divenuto introvabile anche per chi tra i residenti ce l'ha, con tanto di abbonamento, vedi comunale, ma vista la lunga coda per entrarvi, ha preferito rinunciarvi. Tutto questo a nemmeno 24 ore dal monito sulla fragilità della città e sui rischi cui va incontro lanciato dall'UNESCO. Il monito dell'UNESCO va tenuto presente, la sua importanza, però lo trovo assolutamente ingeneroso per la parte in cui si critica l'assenza di politiche di sostenibilità, perché sotto questo aspetto molto si è fatto. Cito il Mose, ma cito anche tutte le iniziative che il Comune di Venezia sta adottando. Vero è che se il turismo di massa con le sue affittanze brevi, secondo UNESCO, è tra le cause principali della sofferenza della città, rappresenta anche il 20% del PIL dell'intero stivale. Però noi viviamo di turismo, tutti vivono di turismo, dagli albergatori ai ristoratori, ma anche tutti coloro che lavorano per questo mondo, dagli avvocati agli architetti e perché no dagli impiegati di banca che stipulano i mutui che vengono contratti dagli albergatori. E proprio dall'Associazione Albergatori di Venezia la doppia proposta. La prima, dividere il turismo mordi e fuggi da chi invece prenota in anticipo per una vacanza più lunga. Gestire il turismo. Abbiamo detto che sono circa 30 milioni di turisti che giungono, ma la gran parte, i 2/3, sono turisti pendolari che giungono dalla mattina alla sera, bassa spesa pro capite e poi un alto costo per la collettività dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dal punto di vista della gestione. Quindi la seconda proposta, tra l'altro ripescata dal cilindro di quelle risalenti a fine anni 90, è più che mai attuale: rendere ZTL l'intera area di Piazzale Roma. Chi dorme, chi ha qualsiasi titolo, quindi anche i turisti pernottanti, chi vive, chi lavora, chi studia a Venezia ha diritto di entrare a Piazzale Roma, che è la porta d'ingresso principale della città, attraverso il Ponte della Libertà. Gli altri si devono, quindi il turismo pendolare, giornaliero, si deve fermare su terminal, sulla gronda lagunare e trasportato in città attraverso entrate secondarie. Grave il monito dell'UNESCO, la salvaguardia di Venezia passa attraverso il lavoro, così la CGIL. Grave ed irresponsabile sottovalutare o liquidare l'allarme, l'ultimo degli allarmi dell'UNESCO sui rischi che corre la città di Venezia da qui a breve. Non sto parlando del rischio di essere, come si può dire, estromessa, ma del rischio in sé, del rischio che è dovuto, diciamo, come fattore trainante al turismo, ma al turismo senza regole, al turismo di massa, al turismo che non è turismo sostenibile. Noi pensiamo
che non si debba andare verso questa direzione. Pensiamo anzi che bisogna ripartire dal lavoro. Bisogna quindi dare ai lavoratori la possibilità non solo di lavorare nel centro storico, ma anche di poterci abitare, cioè di diventare cittadini, in modo da fare da contrappeso invece a tutto l'altro aspetto della città di Venezia, e cioè di chi ha votato da anni la città esclusivamente ad un turismo mordi e fugge. Il comune ha da tempo la possibilità di intervenire con diritto su questo tema, ma nulla è stato fatto, ad esempio sul fenomeno delle affittanze brevi o sulle locazioni brevi. Di conseguenza noi chiediamo alla città di muoversi, perché non è più tollerabile che non ci sia un contrappeso rispetto, come si può dire, a questa invasione turistica che inevitabilmente aumenterà nel corso degli anni. E che cosa ne pensano i veneziani dell'allarme lanciato da UNESCO? Gliel'abbiamo chiesto e non con poca fatica. È stato infatti davvero difficile riuscire a trovare dei residenti in mezzo ad un fiume di turisti. Cosa ne pensa del monito lanciato dall'UNESCO? Sono d'accordo, pienamente d'accordo, perché non ne potremo più negli altri veneziani. Anche perché Venezia è una città molto fragile. Che è vero, è vero. Non so se apporta dei benefici economici per la città, ma per sovraccarico di persone lo si vede anche oggi. Ci sono troppi turisti, però non di qualità soprattutto. Cioè invadono la città. Per i dati ufficiali, i residenti a Venezia nel 2022 erano scesi sotto quota 50.000, per quelli ufficiosi sarebbero appena 30.000, così dai dati della Smart Control Room della polizia locale, con le celle dei cellulari agganciati durante il lockdown. Ecco le proposte dei pochi veneziani da noi trovati per regolamentare i flussi turistici. Ero d'accordo con l'ex sindaco quello di mettere un biglietto per entrare a Venezia, perché ormai Venezia è un museo. Come limitare l'accesso ad esempio in città? Far sparire tutti i nostri politici, gli amministratori veneziani, cambiarli. Cosa ne pensa del fatto di mettere una porta d'accesso un po' blindata, chiusa come una ZTL in Piazzale Roma? No, quello no, non la vedo proponibile. Perché? Perché si deve cercare di diversificare l'offerta, però non si può precludere la visione di Venezia. Murano, Islands Tour, Murano, Islands Tour. Come sta andando? Ci sono tanti turisti? Al momento ce ne sono di più rispetto a prima, si spera ancora una crescita. Fino a poche settimane fa in realtà non ce n'erano così tanti, mi aspettavo di più sicuramente, adesso vedo un po' di crescita e si spera per il meglio. Intervistando invece i turisti a caso presenti nell'area attorno a Piazzale Roma, tanti quelli che si fermano per una sola notte, a partire da questa coppia di fidanzati olandesi che però soggiorna a Mestre. One day here and we are staying in Mestre. If I pronounce it good. Yes, Mestre. Yeah, and we are visiting Venezia for one day. And that's it. Yeah. Idem come sopra per questa coppia di fidanzati svizzeri. One day. Yes, we arrived yesterday and we go back today. Poi c'è questa famiglia francese, padre, madre e figlia. A Venezia per la prima volta dormono in un campeggio. C'est la première fois que je viens ici. We are in camping. On est dans un camping et on va passer ici la journée. Ed ora parliamo invece del reddito di cittadinanza, perché è scattato lo stop per 3.000 veneti. 3.000 i veneti sui 40.000 presenti in regione che hanno ricevuto l'SMS con cui l'INPS li informa che da martedì 1 agosto viene sospeso il reddito di cittadinanza con cui percepivano circa 500 euro al mese. Si tratta dei cosiddetti occupabili, cioè persone tra i 18 e i 59 anni che non hanno a carico minori né anziani o persone con disabilità. Dal 1 settembre ecco cosa dovranno fare per trovare un lavoro. Il percorso è semplice, loro probabilmente sono già utenti del sistema dei centri per l'impiego e quindi dovranno semplicemente presentarsi al centro per l'impiego di riferimento, concordare l'attività formativa, la politica attiva da svolgere e cominciare a farla. La Regione si dice pronta per la transizione. Di fatto ogni giorno colloquiamo e facciamo
incontri con almeno 700 persone, quindi 3.000 persone nel giro di una settimana le programmiamo. Cosa risponde a chi ha una visione completamente diversa rispetto a quanto deciso dal governo? Ma il problema è molto semplice, c'è un cambiamento in atto legato a una maggior attenzione alla dimensione della difficoltà, della povertà, distinta dalla condizione di occupabilità, e da questo punto di vista il provvedimento va in questa direzione. Chiaramente, come tutte le modifiche, tutte le novità, richiede tempi, procedure certe e soprattutto esperienza. Inserire nel mondo del lavoro sempre più persone svantaggiate che altrimenti rischiano di restare escluse dalla vita sociale. Così una cooperativa del Veneziano partecipa ad un progetto di inclusione sociale per oltre 50 persone. Da tempo nella Municipalità di Venezia si lavora ad un progetto di inclusione lavorativa. Non è facile formare persone svantaggiate e renderle professionalmente preziose per qualsiasi realtà nelle quali vengono inserite. Le difficoltà sono molte, ma i buoni risultati fortunatamente non mancano. Un esempio fra tutti è testimoniato dalla cooperativa sociale Sara, che a Mestre è riuscita a collocare nel mondo del lavoro ben 62 soci. All'interno dei quali il 35% è personale in situazione di svantaggio o fragilità. Persone svantaggiate, fragili, appartenenti a categorie protette sono state inserite nelle attività sanitarie dell'ASL Tre Serenissima e nella nuova piscina di Marghera. Per noi un fiore all'occhiello, è uno dei nostri punti di partenza da esportare poi per eventuali altre gestioni, perché oltre alla gestione vera e propria parliamo anche di inclusione di personale svantaggiato, che è il core business del progetto stesso, che è piaciuto al Comune di Venezia. Appartenenti a categorie protette sono stati inseriti anche presso il Parco della Bissuola e anche per seguire il bar all'interno del parco. Abbiamo accettato questa sfida del Parco del Bissuola per riqualificare l'ambiente e un po' anche la situazione del parco. Siamo riusciti a creare un ambiente sano a disposizione di famiglie, di anziani, di scolareschi. I disabili troppo spesso non sono valorizzati attraverso incarichi e mansioni adeguate, vengono in questo modo formati e infine trattati come risorse preziose. Inseriti nella società non vengono più considerati un peso e riescono inoltre ad ottenere un'indipendenza economica. Grazie a questo lavoro ho potuto anche acquistare una casa e creare la mia indipendenza come persona, ecco. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. Colti sul fatto mentre rubavano all'interno di un appartamento di via Spalti a Mestre, 2 uomini di nazionalità georgiana di 43-40 anni sono stati arrestati dagli agenti delle volanti della Questura di Venezia. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati gli inquilini del condominio, preoccupati per alcuni rumori sospetti. I poliziotti giunti sul posto hanno raggiunto il piano da dove provenivano i rumori, cogliendo in flagranza di reato i 2 topi d'appartamento. Ed è ancora sotto shock Matteo Ginetto, il tassista aggredito domenica alle prime luci dell'alba in piazzale Roma Venezia. Da Mogliano, dove vive assieme alla famiglia, ci racconta quei terribili momenti. Arrivano ubriachi perché hanno fatto tutti i bacari, sono già alterati, con le bottiglie in mano, che è un pericolo perché alla fine è un'arma. Aggressivi. Noi non abbiamo nessuno, io esco per fare il tassista, non esco per fare il pugile o per fare il poliziotto. Ripensa all'aggressione, al pugno che gli è stato sferrato in pieno volto, ai colpi alla schiena e alla testa. Poteva andare peggio, ci dice. Io non devo andare fuori con la paura, stasera torno a casa vivo o non torno a casa vivo, cioè non esiste. Parla con l'amaro in bocca Matteo, ad aggredirlo 3 extracomunitari ubriachi con bottiglie di birra in mano, che si sono avvicinati mentre lui stava aspettando alcuni turisti da portare da piazzale Roma all'aeroporto Marco Polo. Deteggiavo, ok, per cercare di coprirmi e difendermi e roba, finché poi mi sono trovato le spalle al muro, allora mi sono chiuso a uovo per proteggermi dai colpi, no? In quel frangente arrivano questi 2 Bangladesh, adesso dicono che siamo braghe perché io non ricordo, solo mi ricordo le voci, state fermi, cosa fate, qualche là, e che devo solo ringraziare, e praticamente
sì, me li hanno tolti, tra virgolette, hanno smesso di colpirmi, ok? Perché non riuscivo neanche a tirarmi su, perché ero talmente chiuso che non riuscivo neanche a reagire. Poco dopo l'aggressione è scoppiata una rissa fra questi cittadini del Bangladesh e i 3 extracomunitari che avevano picchiato il tassista. Rissa finita con un accoltellamento e per la quale sono scattati degli arresti. I tassisti e gli autisti degli autobus rimangono una categoria a rischio. I colleghi della CTU ogni sera hanno un'avventura anche loro, sti disgraziati che escono per fare lavoro e non sai se torni a casa perché ti monta l'ubriaco, ti monta questo, ti aggrediscono, sono arroganti. E tutto perché? Perché sanno che non viene fatto nulla, perché li prendono, li portano dentro e dopo perché qua, perché là sono già liberi il giorno dopo e te li trovi di nuovo lì, perché quello che mi ha aggredito con le bottiglie, quello è una faccia conosciuta, lui è sempre a Piazzale Roma. Matteo, dopo tutti gli accertamenti in ospedale, tornerà presto a lavorare. Devo, perché ho una famiglia da mantenere, mi tocca, perché sennò se potessi fare a meno andrei a fare qualcos'altro, per questo è il mio mestiere, cioè quello devo fare, una mia attività, ho investito dei soldi. Tornerà al lavoro, ma con un animo diverso e con un'attenzione più alta, anche se tutto questo, confida, non basterà. È tornato a casa tra le braccia della sua mamma, che non lo molla un attimo. Forrest, il cucciolo di macaco rubato dal parco faunistico Cappeler di Cartigliano. Gli animali sono stati picchiati in modo selvaggio durante il furto. Continuano intanto le indagini da parte dei carabinieri. Lo stringe forte con la mano che lo accarezza e lo protegge. Sono tornati a essere inseparabili Forrest e la sua mamma. Il piccolo macaco, un mese circa, nella notte tra domenica e lunedì è stato letteralmente strappato dalle sue braccia a furia di botte che non hanno risparmiato nessuno dei 6 macachi presenti al parco faunistico Cappeler. Dopo gli accorati appelli lanciati via social, il cucciolo, che proprio in omaggio ai suoi soccorritori è stato ribattezzato Forrest, è stato consegnato ieri pomeriggio ai carabinieri da un uomo che lo aveva trovato nel centro di Favaro Veneto in una gabbia all'interno di un sacco. Da qui la telefonata al parco e il ritorno a casa. Era difficile rintrodurlo in un gruppo, anche perché il piccolo aveva comunque altri odori, non è mai facile rintrodurre un individuo all'interno di un gruppo. È andato tutto bene nella rintroduzione, la mamma l'ha preso subito con sé. Sono ancora, anche il piccolo ha riportato diversi ematomi in testa e il respiro inizialmente, appena la veterinaria, uno dei titolari si sono recati dai carabinieri, non era bellissimo. Sta ricevendo tutte le cure del caso e speriamo insomma che vada tutto a buon fine e si rimetta presto. Giornate difficili per il gruppo di macachi, sono stressati, terrorizzati, pieni di ematomi dopo le botte ricevute forse con un bastone dai ladri che sono entrati dopo aver tranciato questa rete. Animali particolari, i macachi, che anche gli addetti del parco trattano con attenzione. Di Forrest, che non era mai stato avvicinato dal momento della nascita, fino a ieri non si conosceva neppure il sesso. Per controllare il sesso del piccolo avremmo dovuto anche noi strappare il piccolo alla mamma e solitamente lasciamo sempre che sia lei ad avvicinarsi a noi. Indagini sono in corso per capire chi possa essere il responsabile di un'azione così malvagia. L'auto dei malviventi è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del parco. Il video è già stato consegnato ai carabinieri. Il primo furto di animali subito dal parco Cappeler. La domanda che ci stiamo facendo tutti è: perché? Perché massacrare degli animali di botte per sottrarre un piccolo alla mamma? Non sappiamo. L'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia risponde alle polemiche sulla chiusura della scuola d'infanzia 25 aprile. I bambini saranno trasferiti in un istituto vicino. Chi è che agisce per interessi personali? Chi difende il presidio di prossimità sulla sacca e rafforza anche la dimensione scuola, o chi si ostina prepotentemente a voler difendere tutto com'è perché è sempre stato così, così deve essere, così è comodo, senza preoccuparsi minimamente di quello che fa bene o non fa bene al bambino? Non ci sta la narrazione di un comune di Venezia che cancella le scuole dell'infanzia e abbandona le sue isole ad un futuro senza servizi. L'assessore alle politiche educative Laura Besio risponde alle polemiche che in Consiglio Comunale hanno seguito l'annunciata chiusura della 25 aprile a Saccafisola.
Alla Giudecca non viene meno nessun presidio scolastico perché ci sono 3 scuole comunali. Nessuno resta a casa perché 6 bimbi della 25 aprile vengono accolti da settembre nella vicina scuola di infanzia comunale Duca d'Aosta in un ambiente educativamente più ricco e stimolante. Nessuno perde il posto di lavoro e di più la Sacca si può arricchire grazie a un bando che abbiamo pubblicato rivolto alle associazioni del territorio con delle proposte progettuali per la fascia 3-13 anni. Da un lato possono esserci scelte politiche e amministrative, ma Laura Besio ricorda che c'è anche un altro ambito di cui bisogna tenere conto, ed è che sono gli stessi studi pedagogici a sconsigliare realtà troppo ristrette in cui possono mancare confronto e socialità. Alla 25 aprile sono rimasti 6 bambini. Non è un caso che il legislatore fissi proprio degli standard minimi per attivare un servizio. Dei numeri che il Comune di Venezia ha sempre trattato con molto buon senso, altro che volontà di risparmio o quale ipocrisia, tant'è che sono anni che deroga per tenere in vita questo plesso. E la cosa più folle è che qualcuno accusi il Comune proprio di non aver fatto nulla. Ed ora andiamo a Caorle, dove si è discusso di progetti realizzati e obiettivi da raggiungere per rimettere la pesca al centro dell'economia di Venezia. Dalla salvaguardia dell'area protetta di Caorle alla prima certificazione per la pesca sostenibile, dallo sviluppo di attività di pesca turismo e ititurismo nel litorale veneziano all'avvio di nuove produzioni locali. Sono solo alcuni dei 33 progetti del piano di azione locale per promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare della costa veneziana, predisposto e messo in atto dal FLAG veneziano, realizzati grazie ai contributi finanziari del FEAMP, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020. Si tratta di interventi fondamentali per un rilancio del comparto della pesca da lungo tempo in difficoltà. La prossima programmazione dovrà vedere degli elementi di continuità, ma dall'altro la capacità di rafforzare questo settore in termini organizzativi, puntando anche a una trasformazione agroindustriale attraverso il sistema della cooperazione, dei consorzi, dell'organizzazione di produttori, che devono proiettarsi su un mercato nazionale ma anche internazionale. Questa è la vera sfida. L'altro cappello, l'altro pilastro è quello dei cambiamenti climatici, della tropicalizzazione del clima e della presenza di specie invasive come l'acqua pesante o il granchio blu. Avremo a disposizione oltre 46 milioni di euro che dovranno essere messi a disposizione degli imprenditori del settore, di tutto il comparto, in modo tale da promuovere delle azioni che siano efficaci, che abbiano un ritorno diretto nei confronti dei nostri pescatori e facciano sì che il nostro sistema pesca sia sempre più competitivo a livello nazionale. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo di Antenna 3. Le previsioni per mercoledì 2 agosto. Sulle zone pianeggianti del Veneto cielo prevalentemente poco nuvoloso, su quelle montane tempo variabile con spazi di sereno più ampi fino al mattino e nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, salvo occasionali piovaschi. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 23 e 29 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia poco nuvoloso al mattino sulle coste e in pianura, nel pomeriggio in prevalenza sereno. In mattinata soffierà bora moderata a cui si alternerà la brezza pomeridiana. Non si esclude nel pomeriggio qualche locale rovescio. Temperature minime tra i 16 e i 22 gradi, massime tra i 26 e i 29 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo molto soleggiato, al mattino locali nubi basse con scarsa nuvolosità fino al pomeriggio sera. Temperature minime tra gli 11 e i 22 gradi, massime tra i 23 e i 30 gradi. È tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.